Fondi europei a rischio. Come vi abbiamo spiegato, l'Europa potrebbe decidere di destinare i soldi, che ora entrano nelle casse del Veneto, alle regioni del sud o ai paesi che devono centrare determinati obiettivi, quelli appena entrati nell'Unione. Avete capito bene, tutti quei progetti relativi al mondo dell'impresa, del lavoro, dei giovani potrebbero saltare da un momento all'altro. A Bruxelles si sta giocando una partita fondamentale. Abbiamo deciso di spiegarvi punto per punto quali sono i progetti che potrebbero non essere più finanziati. Partiamo dai disoccupati e parliamo dei piani di reinserimento nel mondo del lavoro degli over 40 o 50. Sono soprattutto serviti a questo, all'aiutare i disoccupati, soprattutto i disoccupati di lunga durata, quelli che erano fuori dal mercato del lavoro, a ritrovare un posto di lavoro. Abbiamo pagato i tirocini di inserimento, gli stage nelle imprese, la formazione. Pensate che l'Unione Europea ci dice che con i soldi utilizzati in Veneto per questo obiettivo noi abbiamo raggiunto il minor livello di disoccupazione da dopo la crisi. Domani vi racconteremo delle gravi ripercussioni che si avrebbero sulla formazione dei giovani.